È evaso dalla finestra del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Padova, dove era ricoverato perché positivo al Covid. Una fuga in piena regola, nemmeno stesse scontando la reclusione in una cella. Protagonista un 28enne pakistano residente nel Piovese che fortunatamente è già stato rintracciato e riportato in ospedale dopo essere stato denunciato. Lo straniero positivo al coronavirus è rimasto in circolazione dalle 19 di venerdì 26 giugno fino alle 10 di mattina di sabato 27 giugno, quando è stato bloccato da una camionetta dell'esercito e dagli agenti della polizia ferroviaria vicino alla stazione di Padova mentre camminava senza mascherina. Pare che all'origine della sua fuga ci sia stato un diverbio in reparto. Lo straniero, ricoverato in ospedale dopo un malore e risultato positivo al tampone, aveva chiesto più volte un caricabatterie per il cellulare che però gli era stato negato e così poco dopo è scappato. Quando i militari e i poliziotti lo hanno bloccato, l'hanno subito dotato di mascherina e riportato in ospedale. Il pakistano è stato indagato per delitto colposo contro la salute pubblica. Sono in corso accertamenti per capire con chi si è incontrato. Tutte le persone che sono venute in contatto con lui durante la fuga dovranno essere sottoposte a tampone e messe in quarantena.